Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con le lodi all'Altissimo che troviamo al numero 186. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Oggi insieme a tutto l'ordine francescano siamo portati alla prima metà del 1700. Siamo in compagnia di San Leonardo da Porto Maurizio. Diventa una figura significativa nell'ordine perché poi, dopo aver compiuto gli studi, si dedica in modo particolare all'evangelizzazione attraverso le missioni parrocchiali, le 40 ore, i momenti di adorazione, e in modo particolare è uno dei promotori di quella che ancora oggi noi celebriamo come la Via Crucis. Vogliamo metterci allora in ascolto della parola di Dio sull'esempio di San Bernardo da Porto Maurizio, senza dimenticare San Bellino, patrono della diocesi di Padova, e con fiducia ci mettiamo in ascolto della parola del Signore. Signore, vita che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio Onnipotente ed Eterno, che ci hai dato in San Leonardo un apostolo ardente del mistero della croce, concedi a noi per sua intercessione di penetrare le insondabili ricchezze di Cristo crocifisso per godere in cielo i frutti della redenzione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni il re Baldassar imbandì un grande banchetto a 1000 dei suoi dignitari e insieme con loro si diede a bere vino. Quando Baldassar ebbe molto bevuto, comandò che fossero portati i vasi d'oro e d'argento che Nabucodonosor, suo padre, aveva asportato dal Tempio di Gerusalemme, perché vi bevessero il re e i suoi dignitari, le sue mogli e le sue concubine. Furono quindi portati i vasi d'oro che erano stati asportati dal Tempio di Dio a Gerusalemme, e il re, i suoi dignitari, le sue mogli e le sue concubine li usarono per bere.
Mentre bevevano il vino, lodavano gli dei d'oro, d'argento, di bronzo, di ferro, di legno e di pietra. In quel momento apparvero le dita di una mano d'uomo che si misero a scrivere sull'intonaco della parete del palazzo reale di fronte al candelabro. E il re vide il palmo di quella mano che scriveva. Allora il re cambiò colore. Spaventosi pensieri lo assalirono. Le giunture dei suoi fianchi si allentarono. I suoi ginocchi battevano l'uno contro l'altro. Fu allora introdotto Daniele alla presenza del re ed egli gli disse: «Sei tu, Daniele, un deportato dei Giudei che il re mio padre ha portato qui dalla Giudea? Ho inteso dire che tu possiedi lo spirito degli dei santi e che si trova in te luce, intelligenza e sapienza straordinaria. Ora mi è stato detto che tu sei esperto nel dare spiegazioni e risolvere questioni difficili. Se quindi potrai leggermi questa scrittura e darmene la spiegazione, tu sarai vestito di porpora, porterai al collo una collana d'oro e sarai terzo nel governo del regno». Daniele rispose al re: «Tieni pure i tuoi doni per te e dà ad altri i tuoi regali. Tuttavia io leggerò la scrittura al re e gliene darò la spiegazione. Ti sei innalzato contro il Signore del cielo e sono stati portati davanti a te i vasi del suo tempio e in essi avete bevuto tu, i tuoi dignitari, le tue mogli, le tue concubine. Tu hai reso lode agli dei d'argento, d'oro, di bronzo, di ferro, di legno, di pietra, i quali non vedono, non odono e non comprendono, e non hai glorificato Dio, nelle cui mani è la tua vita, a cui appartengono tutte le tue vie. Da lui fu allora mandato il palmo di quella mano che ha tracciato quello scritto. E questo è lo scritto tracciato: Mene, Tekel, Peres. E questa ne è l'interpretazione. Mene, Dio ha contato il tuo regno e gli ha posto fine. Tekel, tu sei stato pesato sulle bilance e sei stato trovato insufficiente. Peres, il tuo regno è stato diviso e dato ai Medi e ai Persiani. Parola di Dio. A lui la lode e la gloria nei secoli. A lui la lode e la gloria nei secoli. Benedite sole e luna il Signore. Benedite stelle del cielo il Signore. Benedite piogge e rugiade il Signore. Benedite o venti tutti il Signore. Benedite fuoco e calore il Signore. Benedite freddo e caldo il Signore. A lui la lode e la gloria nei secoli. Alleluia, alleluia. Sii fedele fino alla morte, dice il Signore, e ti darò la corona della vita. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza,
così che tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Parola del Signore. Le letture che la liturgia oggi ci propone e la memoria che stiamo celebrando, quella di San Leonardo da Porto Maurizio, nonché quella di San Bellino, sono concordi nel aiutarci a fare un passo in là, un passo in più, ad andare oltre. Ci sono nella vita di ognuno difficoltà, prove, situazioni in cui siamo chiamati a rendere ragione della nostra fede. Ma se noi concentriamo la nostra attenzione su ciò che sta avvenendo e non abbiamo con lo sguardo di Dio una mente più ampia, rischiamo di soccombere. Invece il Signore ci promette il regno dei cieli, ci promette il paradiso, nessun capello del nostro capo andrà perduto. Ci invita quindi ad alzare lo sguardo. Ci saranno situazioni, appunto dicevo, difficili, vedranno addirittura messi parenti contro di noi, situazioni in cui da soli non sapremo trovare la soluzione, ma con lo sguardo di Dio, con l'amore di Dio, con l'esempio che il Signore Gesù ci ha dato, se lo mettiamo in pratica, ecco che allora possiamo diventare testimoni autentici. Dicevo, questo l'aveva compreso e scoperto in modo particolare San Leonardo, appunto conoscendo il Signore, mettendosi in ascolto della sua parola, meditando la sua passione e la sua morte di croce, ecco che lo sguardo si sposta verso la risurrezione e diventa quindi un autentico testimone, promulgando appunto la via pratica della Via Crucis. Solo vedendo ciò che ha passato il Signore ci dà forza per dire: Lui ha dato la vita. Noi siamo chiamati magari a uno scontro, a una situazione che ci mette in difficoltà, ma la certezza è la risurrezione, la vita poi. Così anche San Bellino della diocesi di Padova, questo vescovo ucciso per invidia e difficoltà tra famiglie nobiliari, perché non volevano che mettesse appunto la parola del Vangelo sopra gli interessi personali. È stato addirittura ucciso, come ci suggerisce il Vangelo, ma la sua memoria non andrà perduta e noi ancora oggi, guardando a lui, testimoniamo il Cristo risorto. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
Guarda con benevolenza, Signore, i doni che portiamo al tuo altare nel ricordo di San Leonardo. La celebrazione di questo mistero, che ha meritato a lui una corona di gloria, sia per noi sorgente di perdono e di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona, giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Nella mirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostenga nel cammino della vita, perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore, il Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia dei defunti delle famiglie Ruzza, Mazzoni e Borella, e di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Leonardo e San Bellino e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Guidati da quell'unico spirito che ci rende forti nella prova, come figli e fratelli camminiamo insieme verso il regno di Dio dicendo insieme: Padre nostro, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che dette ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Questo è il mio comandamento, che vi amiate come io ho amato voi. Questo è il mio comandamento, che vi amiate come io ho amato voi, come io ho amato voi.
Preghiamo. O Padre, fonte di consolazione e di pace, guarda noi, tuoi fedeli riuniti nella festa di San Leonardo e San Bellino, a celebrare le tue lodi, e per la partecipazione a questi santi misteri donaci il pegno della redenzione eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Nome dolcissimo 160.
a decidere di richiedere una borsa di studio PNRR è stata la possibilità di poter guardare oltre al confine naturale della mia regione di provenienza, quindi la Sardegna. Guardare oltre il mare è sempre stato un grande progetto, ma che grazie a questa borsa di studio è potuto diventare realtà. Avete infissi vecchi, non buttateli, non ci sono le guarnizioni, non c'è la vetrocamera, il freddo entra da tutte le parti, ma c'è la soluzione. Restaurarli di qualsiasi età e condizione, vi assicuriamo altri 50 anni di vita e con la garanzia Zanatta. Guarnizioni a tenuta stagna, vetro isolante a doppia sicurezza, camera con gas e vetro energy, zanzariere e isolamento cassonetti e tutto in giornata. Non buttare i tuoi infissi, restaurali con Zanatta. I clienti della Brix spendono meno, mangiano in abbondanza, si risparmia con costanza. Solo alla Brix trovi offerte così. Tantissimi prodotti a 99 centesimi come birra Corona Extra e biscotti Ringo Vaniglia. Brix, fatti furbo, vieni Quix. I love you Brix. Una fiera, 100 fiere, Pordenone Fiere. Amici, ben ritrovati. Un po' di